Venerdì 3 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda un fatto di cronaca avvenuto ad Alleghe, paura sul bus degli sciatori, l'incidente ad Alleghe, la giovane viaggiava con il fidanzato e il padre, circolazione bloccata per ore lungo la Gordina, schianto frontale tra una corriera e un'auto di turisti, gravissimo, una ragazza di 23 anni, BMW Station contro uno schibus ad Alleghe, 3 feriti, tra i quali una ragazza di 23 anni ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale. La BMW e la corriera che trasferiva degli sciatori in paese si sono scontrati ieri pomeriggio frontalmente lungo la Gordina. Da chiarire i motivi dell'invasione di corsia che ha visto i due mezzi schiantarsi uno contro l'altro. La ragazza viaggiava con il fidanzato e il padre è rimasto a sua volta seriamente ferito. In ospedale anche il conducente dell'autobus. L'approfondimento di Cristina Contento lo troveremo a pagina 26. La protesta A27 più cara, parte la petizione, troppi cantieri, stop al pedaggio, lavori continui in A27, cantieri che fanno viaggiare su una sola corsia, petizione contro l'aumento del pedaggio. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 18. Belluno, lite al cenone, botte, poi spunta un coltello, uomo all'ospedale, parapiglia tra albanesi e rumeni al Risto Pub, un uomo è finito all'ospedale con varie ferite da arma da taglio. L'approfondimento lo troveremo a pagina 20. Altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Longarone, il piano di Padrin, un polo delle fiere del Veneto e un albergo per gli ospiti, dialoghi in corso con la fiera di Vicenza e con quella di Verona e a Longarone si farà un albergo. A parlarne è Roberto Padrin, sindaco del comune di Longarone. Raccolta rifiuti eco-volontari, 2234 ore in un anno. L'articolo a firma di Scottini lo troveremo a pagina 21. E la foto di copertina è dedicata a Sofia Goggia, un'intervista del Corriere delle Alpi, Goggia, Cortina, pista del cuore. A 400 giorni dalle Olimpiadi invernali, l'intervista a tutto campo alla campionessa di sci, i giochi saranno un'opportunità enorme. La replica a Cristalline, Sliding Center, vinceremo la sfida del Bob, sarà un successo. Comune di Cortina e Bob Club Ampezzano uniti in difesa del futuro Sliding Center. Il sindaco Gianluca Lorenzi e il presidente dell'associazione Gianfranco Rezzadore difendono una spada tratta alla futura pista da bob Eugenio Monti dopo le parole di Evelina Cristalline, di cui il Corriere delle Alpi ha dato spazio nell'edizione di ieri. L'ex vicepresidente vicario del comitato organizzatore dei Giochi di Torino 2006 ha detto: la pista da bob di Cortina è un errore colossale. L'approfondimento a pagina 2. Questi quindi i richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati al bellunese. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è riferita al turismo in provincia di Belluno. Turismo, Airbnb supera gli hotel. Secondo i dati della regione, in provincia ci sono stati più affitti brevi che prenotazioni in strutture alberghiere. Il sorpasso è avvenuto anche nel capoluogo. Esistono località come Cortina, Auronzo, Arabba, Falcade e Alleghe. Il turismo si evolve e crescono nuove professioni legate all'home sharing con il co-host anche in provincia. Il settore delle locazioni turistiche brevi va a gonfie vele. Dai dati del sistema statistico della Regione Veneto del 2023, a Belluno, capoluogo, le presenze extraalberghiere 67.584 hanno superato quelle degli hotel 62.505. Nelle località a più netta vocazione turistica invece l'alberghiero per ora prevale, ma il trend è chiaro. A Cortina nell'arco gennaio e ottobre 2024 c'è la flessione del 7% negli hotel rispetto allo stesso periodo 2023 e l'aumento del 4,5% nelle altre strutture complementari. L'approfondimento di Fontanive a pagina 2. Foto di copertina del Gazzettino di Belluno, candidate a diventare patrimonio immateriale UNESCO. Le maschere dolomitiche radunate in una mostra. Le antiche maschere delle Dolomiti, già candidate a patrimonio UNESCO, saranno protagoniste sabato 11 gennaio in città. Si tratta del primo forum che radunerà anche quelle della Val di Fassa e della Carnia per raccontare con i volti lignei riti arcaici. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 7. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al grave incidente avvenuto ieri ad Alleghe, scontro fra un'auto e uno schibus, grave una turista 23enne.
L'approfondimento di Fontanive lo troveremo a pagina 11. Lo Sci Club regala un defibrillatore alla scuola materna, bella notizia in questo caso che riguarda lo Sci Club di Cortina, l'articolo a firma di Di Bona a pagina 13. Dal Comelico San Pietro manca personale in ufficio, a Costalta la posta non arriva quasi da un mese. Da 4 settimane la posta non viene consegnata a Costalta, un disguido che sta avendo il suo culmine proprio durante il periodo festivo e sta causando numerosi disagi. Così stanno piovendo le lamentele, molte delle quali espresse al locale agente di polizia municipale. Stavolta il maltempo non c'entra. L'approfondimento di Toscani a pagina 13. Santa Giustina, ritocco all'Imu, l'opposizione insorge, l'approfondimento di Scartona a pagina 9. Articolo a firma di Marsiglia invece a pagina 5 dedicato a uno studio, reddito su del 5% ma l'IRPEF cresce di più. E ancora sport, biathlon a 20 anni, Ilaria Scattolo convocata in azzurro, esordio in Germania giovedì. L'articolo di Tavosanis a pagina 14. Feltre, pane vine chiude, carta resta senza ristorante della Michelin, Mammani a pagina 8. E ancora a Ponte nelle Alpi, primaria da salvare, parte un sondaggio tra le famiglie. L'articolo di Giovanni Santin a pagina 2. E a pagina 10, a pagina 2 invece l'approfondimento di questo numero del Gazzettino di Belluno dedicato al turismo in provincia di Belluno. Gli affitti brevi vincono sugli hotel, Cortina resiste. A Belluno città il sorpasso è stato sancito nel 2023, a Santo Stefano la proporzione è di 2-1. Per ora tengono duro le località più frequentate, la Regina, parliamo ovviamente di Cortina, Arabba, Auronzo, Falcade e Alleghe. E Airbnb crea il co-host, persona che gestisce le locazioni. A Pedavena c'è Emanuela. E sempre a proposito di turismo, l'intervista a Daniela Santanchè, ministro del turismo appunto, parte la rivoluzione dei codici CIN, non faremo terrorismo sulle multe, la nostra regolamentazione punta a tenere insieme la proprietà e il rispetto delle regole. L'articolo è a firma di Loredana Prabaldi. Siamo a pagina 3, una gift card per fidelizzare i turisti, presentati 3 progetti per valorizzare l'offerta delle Dolomiti, 4 cataloghi, una carta di credito e video promozionali. Il Consorzio Cadorino, pioniere con i buoni spesa da dare a chi prenota una vacanza. Rispondiamo alla tassa di soggiorno. La vetrina televisiva, ancora turismo, a pagina 3 del Gazzettino di Belluno, la trasmissione Linea Bianca torna sulle Dolomiti, panoramica su Lampezzo fra storia e integrazione. L'appuntamento è per domani su Rai 1 alle ore 11:25. Continuiamo con pagina 5, i redditi salgono del 5%, l'IRPEF fa meglio con più 13. La provincia registra una delle maggiori impennate delle entrate fiscali in Veneto, Tuigo. L'unica spiegazione a questa crescita sono le addizioni comunali. Lo studio ha preso in considerazione l'anno 2023 sul 2022, purtroppo i piccoli comuni fanno sempre più fatica. Questa è la dichiarazione del segretario generale del Veneto Roberto Tuigo della UIL Veneto. Notizia di spalle, le sfide del 2025, energia più cara e fine bonus edilizi, la Presidente traccia la rotta, le imprese devono fare rete. Continuiamo con pagina 7, ecco la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno. In città il forum delle maschere dolomitiche e i volti lignei del Museo Secco, candidati a patrimonio UNESCO, saranno affiancati da quelli della Val di Fassa e della Carnia. Si tratta di un evento eccezionale che vuole dare voce a riti pagani millenari che servivano per lasciare l'inverno alle spalle. Una notizia che riguarda invece in questo caso l'Associazione Bellunesi nel Mondo, rinnovato il Museo delle Immigrazioni con le guide virtuali in ben 6 lingue. Il Museo Interattivo delle Immigrazioni MIM di Belluno si aggiorna, arricchendo l'offerta con nuovi percorsi e contenuti. Situato nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, il MIM è un punto di riferimento unico nel Triveneto per esplorare la storia e le esperienze legate ai fenomeni migratori. Vediamo appunto le nuove 3 guide virtuali, Giovanni Zanon, Giulia Francescon e Manuela Gaio, che vi aspettano appunto al nostro museo. Passiamo invece a Feltre, al Feltrino, con pagina 8 del Gazzettino di Belluno. Pane e Vini chiude, carta senza locali. Il 25 gennaio il locale, che anche nella guida Michelin abbasserà le serrande, per 13 anni gestito dai Campigotto. Il titolare Gianluca spiega: io e mia moglie Roberta Finocchiaro abbiamo deciso di seguire nuove strade. Feltre, piante urbane sotto controllo, più sicurezza. Il comune ha affidato al dendrologo Burbello 55 campionamenti. E ancora da Feltre, Pradelmoro, oggi si scia anche di sera. Parliamo ovviamente dello sci di fondo, è una pista realizzata davanti all'ospedale Santa Maria del Prato in zona Pradelmoro. La pista aperta per ora fino al 6 gennaio, possibilità di noleggio di attrezzatura.
Rimaniamo nel Feltrino Santa Giustina, aumento aliquote IMU 2025, scontro in Consiglio Comunale, il cambio interessa le seconde case che passeranno dallo 0,8 allo 0,86, il sindaco Ivan Minella speriamo che smuova il mercato immobiliare. Cesio Maggiore, trucidati dalle SS, gli alpini li ricordano, serata a Pezzi, interviene la pronipote di uno degli Zancanaro, uccisi. E sempre dal Feltrino Lamon, Galleria Pala Rossa, lavori a buon punto, quasi certo che le tempistiche saranno rispettate. Passiamo a Ponte nelle Alpi, un sondaggio per salvare la scuola. L'amministrazione in Consiglio Comunale ha spiegato di essere al lavoro per tenere aperta la sede di Col Cugnan. L'assessore Sommacal: distribuiremo un questionario per capire le ragioni delle famiglie che fanno altre scelte. Borgo Valbelluna, più tasse nonostante la fusione e non si pensa alla crisi Dolomite. L'approfondimento a firma di Federica Fant vi aspetta a pagina 10. Sempre a pagina 10 si parla sempre di tasse e tariffe. In questo caso siamo nel comune di Chiesna al Pago, nessun aumento nonostante l'inflazione. Il regalo per il 2025 della Giunta dal Borgo, anche l'IMU resta uguale. E adesso la notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina 11, schianto contro lo skibus 24enne gravissima, l'incidente ieri pomeriggio sulla 203 a Gordina, strada paralizzata per ore, giovane turista in elicottero a Treviso era la passeggera della BMW condotta dal padre 59enne che in prossimità di una curva ha perso il controllo dell'auto. Versa in gravi condizioni all'ospedale di Treviso una turista milanese di 24 anni vittima di un incidente stradale. La giovane viaggiava nell'auto guidata dal padre che è andata a scontrarsi frontalmente con un pullman adibito a skibus della ditta Reali di Pesaro, ma oltre al codice rosso il bilancio dello schianto di ieri avvenuto sulla 203 a Gordina in località Masarè di Alleghe conta anche altri 2 feriti in condizioni non gravi e file chilometriche. Il traffico è rimasto bloccato a lungo e anche il sindaco di Alleghe Danilo De Toni, che era diretto ad Agordo per una riunione di Asca, ha dovuto fare marcia indietro. Mi sono addormentato, avrebbe detto il genitore che era alla guida della vettura. Il bilancio conta appunto anche altri 2 feriti lievi, tra i quali l'autista del pullman. E per chi ci sta guardando da Facebook e YouTube, il luogo dell'incidente e le condizioni dell'auto, la scena dopo lo schianto ieri a Masarè, lo avete sentito, gravissima, una sciatrice 24enne milanese. Falcade in 3.000 per il Capodanno, in piazza una tradizione. Partito 13 anni fa, è stato organizzato dalla Proloco di Caviola, Comune Albergatori Valbius e locale Sci Club. A Gordofesta per i neomaggiorenni in dono la Costituzione, il presente il sindaco Roberto Chissalè, il consigliere Samuel Da Campo e varie associazioni di volontariato. Passiamo adesso a Cortina, Sci Club e URSL alleati per la sicurezza. Il sodalizio sportivo Ampezzano 18 dona un defibrillatore alla scuola materna della parrocchia Don Pietro Frendemez. L'azienda sanitaria Dolomite assicura la formazione gratuita al personale. Il grazie del parroco Don Ivano Brambilla. E questa notizia invece ha avuto un richiamo sempre dalla prima pagina. Siamo in Comelico, San Pietro, organico ridotto al lumicino senza posta da un mese. A Costalta cresce la protesta. L'articolo a firma di Ivonne Toscani. Comunicazioni importanti come pagamenti, notifiche da enti pubblici, inviti ufficiali o documenti legali rischiano di non essere consegnati in un arco temporale adeguato e accettabile. In alcuni casi poi la posta potrebbe contenere informazioni urgenti sulla salute. Il disservizio prolungato sta quindi creando disagi significativi a chi ha bisogno di ricevere documenti importanti, effettuare pagamenti puntuali o semplicemente rimanere aggiornato sulle proprie comunicazioni. La mancata consegna non è solo un fastidio perché può comportare conseguenze gravi come sanzioni per i ritardi nei pagamenti o la mancata ricezione di documenti legali e urgenti. Alto disagio, in questo caso a Cortina, rete guasta, rubinetti a secco, SIB interviene nella notte, 2 falle a distanza ravvicinata nell'acquedotto in zona stadio del Ghiaccio, disagi in parte del centro. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 17, Longarone Fiere, dialogo con Vicenza, il sindaco di Longarone Roberto Padrin, lavoriamo a un grande polo, contatti anche con Verona, la novità, vogliamo costruire un albergo per ospitare meglio chi viene ai nostri eventi.
E adesso l'approfondimento a firma di Alessia Forzine, siamo a pagina 18, a 27, sempre più cara e scatta la protesta, lanciata la petizione Stop al pedaggio, lavori continui, i cantieri fanno viaggiare su una sola corsia, si faccia un piano per ridurre l'impatto sulla comunità. Ma vediamo quanto costa viaggiare sull'autostrada A27 per la tratta Belluno-Vittorio Veneto Sud, 2,8 euro, da Belluno a Conegliano 3,80 euro, da Belluno Treviso Nord 5,20 euro, da Belluno Treviso Sud 5,90, da Belluno a Venezia Est 9,20 euro e da Belluno a Venezia Mestre ben 12,10 euro. Gallerie senza segnali, i telefoni restano muti, Zolletti si intervenga, gli industriali molte lamentele per il disagio. Questa è la dichiarazione appunto del delegato alle infrastrutture di Confindustria Belluno Dolomiti. Siamo a pagina 19, i clienti tornano nei negozi, c'è fiducia per l'avvio dei saldi, dei Min e di Federmoda, siamo nel cuore della stagione, andranno per la maggiore i capi che proteggono dal freddo, maglioni, giacche, cappotti, calzature calde. Le vendite online sono diminuite e riscoperto il piacere di provare i capi. Genitori al lavoro a Lagnevo, sistemati mensa e biblioteca, notizia che interessa sempre il capoluogo, e anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'aggiornamento del Museo Interattivo delle Migrazioni. Ma continuiamo con pagina 20, fatto di cronaca, siamo a Belluno, lite con il coltello alla notte di Capodanno, un ferito con un taglio e 10 giorni di prognosi, il parapiglia avvenuto tra albanesi e rumeni in un ristopub della città. 2 comunità a cena nel locale, il diverbio è scoppiato per motivi futili. In Neve Gala gioca con il Bob, batte la testa, bambina ricoverata a Treviso. E continuiamo ancora con un'altra notizia che riguarda la nostra associazione, la grande famiglia di Teddy De Cia raccontata in Qui ABM. Una nuova puntata di Qui ABM, rubrica di approfondimento trasmessa dalla web radio dell'associazione Veronesi del Mondo, andrà in onda domenica 5 gennaio alle ore 15:30. Siamo a pagina 21, ambiente ecovolontari, 2234 ore donate al territorio, cresce l'impegno per il decoro del territorio, lo scorso anno ci sono state 94 uscite e ben 679 sacchi di rifiuti raccolti. Ancora da Feltre, un fondo di solidarietà anziani per coprire l'aumento delle rette, maggiori costi, pochi posti pagati dalla regione e incertezza sui canoni idrici preoccupano i sindaci. Feltre, il diario scritto da Arturo Paoletti, diventa una nuova pubblicazione e sempre da Feltre il fondo a Pra del Moro avanti a pieno ritmo, si scia anche stasera. Spostiamoci a Santa Giustina, il comune aumenta l'IMU, vigne è un costo pesante, Minella annuncia il ritocco delle tariffe di seconde case e fabbricati rurali, l'opposizione come possono definire un ritocco la cifra di 100.000 euro? E ancora da Santa Giustina a rivelare questa scelta di generosità sono stati il sindaco Pasa e gli assessori. Siamo a Fonzaso in questo articolo di spalle, i consiglieri donano gettoni e rimborsi alle associazioni. Sedico rapinamento di Calonego, fu un atto terroristico illegale del tecnico prigioniero in Libia nel 2016, chiederà un indennizzo allo Stato, attesa per la decisione del GIP di Roma sulla richiesta di nuove indagini sul caso. Ancora da Sedico, tariffe e bilancio, Casoni attacca la manovra varata in Consiglio, Borgo Valbelluna la minoranza va all'attacco su DUP e Polo Scolastico Ammella. E spostiamoci adesso invece a Tambre. Tambre Vecchio rinasce con l'atelier di una giovane. Laura Azzalini ha scelto di stabilire la sua attività di moda nella parte del paese poco abitata. Avevo voglia di rimanere e lavorare qui dove sono nata. Per me creare è un bisogno. Il negozio propone abbigliamento tutto naturale con canapa e ortica. E davvero un in bocca al lupo alla giovane Laura Azzalini. E continuiamo con Enrico De Col, l'articolo è dedicato al volontariato longaronese, presepe all'aperto e nelle chiese, ultime giornate per le visite. Ponte nelle Alpi, musica per solidarietà, oggi a Col di Cugnan a sostegno della Caritas. E ancora da Tambre, il paese commemora i deportati nel lager, l'appuntamento inizia alle 8:45 con la deposizione della corona al monumento di Borsoi, alle 9:20 è prevista invece la deposizione della corona al monumento ai caduti in Cansiglio. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al grave incidente avvenuto ad Alleghe. Noi continuiamo a scorrere le pagine del Corriere delle Alpi. Siamo arrivati a pagina 28 con medico superiore collegamento verso la Valpusteria, in partenza la procedura via regionale. Il Comune ha affidato incarichi a professionisti esterni per la messa a punto della documentazione, previsti rilievi geologici, analisi dei vincoli, rilevazioni idrogeologiche e la stesura di una relazione. Verso la fase decisiva del progetto da 49 milioni dedicato allo sci.
Voto di Cadore, ex stazione da valorizzare, aperto il bando per il ristoro. E ancora la comunità onora Giancarlo Soravia, studioso del dialetto. Targa al Consiglio Comunale riunito a Venas, speriamo si torni ad usare l'antica parlata. Dalla rubrica Giorno e Notte, mascherate arcaiche dolomitiche, un forum per la candidatura UNESCO, notizia trovata già nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Appuntamento invece a una montagna di libri, siamo a Cortina, Onesto o del lasciare andare, lo scalare secondo Vidotto. L'autore sarà stasera al Savoia per presentare il romanzo uscito proprio ieri, la storia di Cognac, anziano con un amore inconfessabile. Dalla rubrica Cultura e Società, Scienza, l'inganno delle profezie, veggenti, astrologi e sensitivi riempiono di previsioni i primi giorni dell'anno, ma il CICAP li smaschera. Nel 2024 non ne hanno indovinata neppure una. Sport bellunese, calcio, Cassama dal Feltre agli stadi che contano, ho imparato molto dal Palladino a Monza. L'intervista di Gianluca Dapoian vi aspetta a pagina 33. Ciclismo, Pietro Bonda, la stagione parte alle Canarie, gli obiettivi Giro e Strade Bianche. Pallavolo Serie 3, Belluno saluta un grande 2024 e mercoledì c'è la Coppa. Calcio a 5, Serie A2, la Canottieri perde Bonavera per infortunio, ma è in arrivo l'annuncio del ritorno di Storti. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Di notte cielo sereno, poi graduale aumento della nuvolosità a partire dalla pianura, fino a cielo anche nuvoloso di sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.